Una partecipazione riconfermata in fiera dell'Esercito, perché è importante anche la campagna di reclutamento verso i giovani? Sì, allora diciamo che è cambiato, ormai l'Esercito non è più l'Esercito di un tempo, così come tutte le imprese anche noi al giorno d'oggi dobbiamo vendere qualcosa, vendere la professionalità, dei nuovi posti di lavoro e quindi così come tutte le aziende dobbiamo offrire il nostro prodotto e quindi veniamo qua in fiera perché è uno sportello molto importante dove centinaia, migliaia di persone vengono a visitare i vari stand e fra questi troveranno sicuramente anche noi pronti a dare tutte le informazioni per i giovani che volessero arruolarsi o avere altre informazioni più dettagliate. Grande rilevanza darete anche all'area sport, sempre questo connubio tra l'Esercito, lo sport e i giovani, quindi un'esposizione vostra, una dispositiva sia esterna che interna al padiglione D. Allora, per quanto riguarda lo sport, si è detto un connubio indissolubile fra sport e professionalità. È richiesta una particolare professionalità anche dal punto di vista fisico per noi che operiamo sia qui in territorio nazionale che all'estero e quindi questo connubio diciamo è obbligatorio. Qui in fiera abbiamo l'esposizione di alcuni attrezzi forniti dalla Tecnogym dove i giovani avranno la possibilità di potersi cimentare in tutte queste diverse specialità, ci saranno degli istruttori sia civili che militari che correggeranno le varie posture, daranno la possibilità comunque ai giovani di cimentarsi in questi strumenti che sono anche degli strumenti particolari e aver modo così di vedere se sono meno efficienti dal punto di vista militare, fra virgolette. Ci saranno anche delle postazioni PC dove sarà possibile fare una sorta di simulazione di operazioni pratiche sul montaggio, smontaggio delle armi. Sì, allora sono dei giochi che sono visibili a tutti sul sito internet dell'Esercito. Noi li abbiamo estrapolati e portati qui in fiera e così diamo la possibilità anche dal punto di vista mediatico diciamo, ai giovani di potersi cimentare in queste piccole missioni all'interno di i videogiochi che ormai vanno di moda. Noi li abbiamo portati qui in fiera e abbiamo la possibilità di far giocare i giovani e cimentarsi in queste che sono poi per noi anche delle esercitazioni pratiche vere e proprie. Quindi utile e dilettevole, insomma. Diciamo poi anche l'importanza del foyer dal padiglione, sempre al Palazzo dei Congressi, lì si terrà la mostra della Brigata Sassari. Sì, abbiamo così come già esposto in sede di conferenza stampa, quest'anno ricorre l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, quindi dal punto di vista militare ci riguarda in un modo anche particolare e abbiamo deciso di esporre qui in fiera come l'ha chiamata il direttore, una chicca, cioè una delle mostre più importanti che abbiamo qua in Sardegna, cioè la mostra della Brigata Sassari. È un qualcosa di particolare perché riguarda tutta l'escursus storico della Brigata Sassari qui in Sardegna, sarà in pianta stabile all'interno del Palazzo Congressi dall'inizio alla fine della fiera, quindi chiunque volesse visitare e vedere anche in che modo era l'Esercito qualche anno fa può benissimo andare a vederla all'interno del padiglione. Grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto.